Passo Giau, situato a metà strada tra Cortina d'Ampezzo e Selva di Cadore, collega la Val Fiorentina alla famosa località di Cortina, rendendolo un punto di passaggio perfetto per esplorare questa zona ricca di bellezze naturali. Forse non molti sanno che secondo una leggenda locale, il nome Giau deriva da un pastore che dopo aver subito furti continui delle sue pecore da parte di ladri, decise di costruire un rifugio in pietra in cima al passo per proteggerle. Si dice che da qui nacque la fama del passo come luogo sicuro, ispirando il nome Giau, che in ladino significa guardiano. Da Passo Giau si possono ammirare ben 8 gruppi montuosi delle Dolomiti, tra cui le Tofane, il Cristallo e il Monte Pelmo. È considerato uno dei punti panoramici più spettacolari dell'intera regione e nelle giornate limpide la vista si estende fino alle montagne dell'Austria. Da Cortina d'Ampezzo sono circa 30 minuti di guida, lungo la SR48, mentre se arrivi da Selva di Cadore prendi la SP638. Sei mai stato a Passo Giau? Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale per non perdere curiosità e meraviglie del paese più bello del mondo.